Benvenute a tutte e tutti. Io sono Antonio Macconi e questo è il secondo appuntamento con questo ciclo primaverile dei Venerdì della Scienza. Sapete che la libreria Italy Post di Padova ogni giorno, ogni sera alle 18:30, i sabati alle 11 organizza un incontro con l'autore, e quindi do a tutti voi il benvenuto qui in libreria e anche a chi ci sta seguendo da casa in streaming digitale. Soprattutto do il benvenuto ai nostri ospiti di questa sera. Abbiamo qui con noi Giovanni Caprara, editorialista scientifico del Corriere della Sera e autore di Breve storia dello spazio, di cui parleremo questa sera, e Federico Zoppas, presidente appunto del Consorzio Cosimo, di cui parleremo. Il titolo del libro di questa sera già ci dà un orientamento, diciamo così, del tema di questa serata. Abbiamo, lo ricordo sempre, 45 minuti di dialogo con i nostri ospiti e poi abbiamo l'ultima decina di minuti per le vostre domande, i vostri contributi e le vostre anche curiosità. Quindi parleremo ovviamente di esplorazioni spaziali, di storia delle esplorazioni spaziali, una storia che vede l'Italia e la città di Padova protagonista, non solo nel passato. Ovviamente quando si parla di esplorazione spaziale viene subito in mente la figura di Galileo Galilei, però il presente dell'esplorazione spaziale è ancora italiano, o potrebbe essere ancora di più italiano, come vedremo questa sera, e c'è una scommessa proprio made in Veneto, diciamo così, su questo tema. Prima di iniziare però darei la parola a Giovanni Caprara per raccontarci un po', a grandi linee ovviamente, questa storia delle esplorazioni spaziali. Giovanni Caprara è, appunto, già vi ho detto, editorialista scientifico del Corriere della Sera, direttore scientifico del Galileo Festival dell'Innovazione di Padova, che si svolgerà appunto quest'anno ad ottobre, ma soprattutto è stato testimone diretto delle grandi tappe dell'esplorazione spaziale del XX secolo. Ha visto svariati lanci dagli Stati Uniti, ha intervistato i principali astronauti, Armstrong tra gli altri, premi Nobel, anche cosmonauti, che è il nome russo degli astronauti, quindi ad esempio Valentina Tereshkova, se non erro. Quindi non ci poteva essere diciamo così, un testimone migliore per raccontarci di questa grande avventura dell'uomo nello spazio. Allora, innanzitutto Giovanni Caprara, benvenuto. A lei la parola per raccontarci un po' questa storia a tappe e dove siamo al momento, al giorno d'oggi. Intanto credo che sia importante chiedersi perché fare una storia dello spazio oggi. Esatto. Invece è il momento giusto per parlare di storia, ma perché oggi ci troviamo in un momento che è giusto definire, a mio avviso, rinascimento spaziale, perché stiamo attraversando una fase di ripresa delle attività su questo fronte cosmico che è di grandissimo effetto, veramente una grande avventura, ma non solo l'avventura dell'esplorazione, che è l'anima dello spazio naturalmente, ma è anche l'avventura del fare spazio sulla Terra in maniera diversa e soprattutto molto più concreta di quanto non accadesse in passato. Un passato che è stato ricchissimo di iniziative, come sappiamo siamo stati sulla Luna, abbiamo costruito una nave riutilizzabile, lo Shuttle, che adesso è andato in pensione, perché a un certo punto si è capito che certi sviluppi tecnologici avevano bisogno forse di essere anche fermati, ma per andare oltre, perché se lo Shuttle ha permesso delle cose straordinarie, per esempio la stazione spaziale che è intorno alla Terra, a 400 km di altezza, si è potuta mettere assieme grazie alla presenza dello shuttle che portava i vari pezzi, i vari moduli abitati, perché c'erano gli astronauti che uscivano dallo shuttle e consentivano gli agganci fra questi pezzi.
Quindi erano tutti elementi che però in questo mezzo secolo passato erano tutti degli sforzi per imparare a fare spazio, in ogni modo, sia nelle tecnologie più avanzate per esplorare i pianeti, e siamo arrivati ai confini del sistema solare. Abbiamo guardato da vicino i pianeti più lontani, oltre che quelli più vicini come Marte, sui quali si è accesa la fantasia addirittura dalla fine dell'Ottocento, quando si immaginavano i marziani, si diceva, ma a parte i marziani, che ovviamente non ci sono, ma per esempio l'idea della vita che possa essere nata e cresciuta su Marte, almeno fino a un certo tempo, è una cosa vera. Tanto che oggi gli scienziati si chiedono se non riusciamo a trovare la vita vissuta in passato su Marte, per noi è un problema più grave del trovarla. Quindi ci sono tanti filoni oggi dell'esplorazione spaziale, ma oltre a quella remota, lontano dalla Terra, c'è quella vicina che riguarda l'utilizzo dello spazio. I satelliti per la navigazione con le nostre automobili, il cellulare che funziona grazie al fatto che ci dice dove siamo, dove andiamo con i satelliti GPS, ma poi l'utilizzo del telefono piuttosto che delle comunicazioni in genere fra banche, oggi è possibile in maniera efficace grazie allo spazio, tanto che si immagina qualcuno che vuole fare magari del terrorismo che se all'improvviso si interrompesse questa rete cosmica di satelliti legata alla Terra per i diversi aspetti per i quali li utilizziamo, entrerebbe in crisi l'economia mondiale per certi motivi. Quindi questi sono solo alcuni elementi che oggi stanno rinascendo in grande stile, più ancora che in passato, grazie al fatto che in questi decenni abbiamo imparato a fare cose straordinarie che però non sono più a livello di esplorazione. Ci sono state diverse piccoli laboratori abitati, stazioni più grandi come la Mir sovietica. Ma che cosa sono servite? Per fare ad esempio la Stazione Spaziale Internazionale che oggi è in orbita, sulla quale si fa sviluppo di tecnologie da applicare sulla Terra e gli astronauti lassù ci vanno non più con la preoccupazione di affrontare dei rischi, ma con la consapevolezza di vivere per la prima volta in una casa al di fuori della Terra, nella quale vivere in tranquillità e condurre ricerche per scopi terrestri. Quindi le cose sono radicalmente cambiate. Noi oggi abbiamo incominciato a vivere nello spazio grazie alla stazione spaziale e continueremo sempre di più ad avere questa dimensione cosmica, tanto che oggi si sta progettando di ritornare sulla Luna come prima tappa fondamentale, costruendo una vera e propria colonia dove vivere in permanenza, come oggi accade in Antartide, per esempio, ma per prepararci al balzo successivo verso Marte, dove anche lì andremo non più solo come esploratori, ma anche come colonizzatori, perché quando arriveremo sul pianeta rosso porteremo i primi elementi per stabilmente rimanerci in maniera indefinita, senza limiti di tempo. Quindi oggi lo spazio veramente vive e ci offre un rinascimento straordinario che ha cambiato anche la logica di questa storia che racconto nel libro, dove molto spesso gli elementi sono legati alla difesa, c'è una contrapposizione politica fortissima che ha dato la possibilità però di arrivare sulla Luna. Se non ci fosse stata la guerra fredda, noi sulla Luna probabilmente non saremmo andati nel 1969, ma forse saremmo ancora qui a pensare di arrivarci. Quindi anche la contrapposizione politica, che spesso si traduce in difesa, è stata uno stimolo per certi aspetti molto preziosi.
perché ha permesso di sviluppare delle tecnologie senza le quali oggi avremo una vita diversa. Dal pacemaker ai computers che utilizziamo sono stati realizzati grazie alle necessità della guerra fredda inizialmente, per far volare in maniera precisa i missili o per garantire la sopravvivenza dei primi astronauti che mettevano piede fuori dall'atmosfera terrestre. Quindi c'è stata una spinta continua ad andare oltre i limiti, a innovare, e tutte queste innovazioni oggi ce le ritroviamo nella vita quotidiana e sarà sempre di più così. Tanto che pure lo spazio più fantastico che oggi possiamo immaginare, come il vivere sulla Luna o il volare verso Marte, è concepito in maniera diversa, dicevo, perché oggi si guarda allo spazio non solo con l'idea dell'avventura, ma anche per trarre dallo spazio stimoli come in passato, ma ancora più potenti per alimentare una nuova economia che 10-20 anni fa non esisteva. Elon Musk, che ci ha portato la Tesla per le strade e che ha costruito anche in maniera propria sia razzi che le navicelle spaziali, con le quali oggi vende un servizio alla NASA. La NASA compra i biglietti per andare sulla stazione spaziale dal signor Musk. Bezos, che noi conosciamo più per Amazon che per le navicelle spaziali, sta cercando di fare business con il turismo spaziale, ma ha altre ambizioni ancora più rilevanti, come costruire, e lo sta facendo come Musk, costellazioni intorno alla Terra per portare internet nei luoghi dove altrimenti non potrebbe arrivare. Ovviamente tutto questo in una logica diversa, tagliando i costi di questi servizi, perché tutto è pensato oggi, quando si parla di applicazioni spaziali, di portarle, di diffonderle in maniera economicamente adeguata, perché il maggior numero di persone le possano utilizzare. E tutte queste attività sono pensate in maniera tale da poter alimentare anche la stessa esplorazione spaziale, vuoi verso la Luna, vuoi verso Marte, ma traendo da questi stimoli molto d'avanguardia, dove bisogna innovare, quelle capacità che poi si tramutano in risorse per applicazioni quotidiane. Quindi lo spazio che si può fare oggi è ben diverso da quello che si faceva 20-30 anni fa. Però conoscere questa storia passata che racconto nel libro oggi è fondamentale per capire come siamo cambiati nella politica, nell'economia e anche nelle capacità di sognare e di costruire un futuro diverso, molto diverso appunto da quello del passato. Grazie. È difficile effettivamente condensare in pochi minuti una storia così affascinante. Prima di dare la parola a Federico Zoppas, volevo farle un'altra domanda. La storia dello spazio, dell'esplorazione dello spazio del XX secolo, come ha detto anche lei, è direttamente collegata alla competizione a livello della guerra fredda, no? Quindi la contrapposizione tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Sembrava storia passata fino a pochi mesi fa, adesso invece sembra quanto mai attuale. C'è la Cina, c'è gli Stati Uniti, c'è la Russia, non si parla dei paesi arabi e di che ruolo abbiano loro nella corsa allo spazio, ma l'Europa e l'Italia che ruolo hanno e che ruolo ambiscono ad avere in questa corsa? Ma un ruolo importantissimo, perché l'Italia, tanto per cominciare dal nostro paese, è stato il terzo paese, la terza nazione a portare un satellite in orbita in maniera diretta, dopo l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Succedeva nel 1964, quindi un'epoca lontanissima, nella quale però noi avevamo proposto alla NASA di costruire dei satelliti che studiassero l'atmosfera, perché ancora poco si conosceva
di questa coltre che ci mantiene in vita, e la NASA accettò la nostra proposta. Non solo, ci regalava i razzi Scout per portare in orbita questi satelliti, perché la NASA era interessata ai risultati che si potevano ottenere, che erano risultati importanti per diverse ragioni. Dal sapere le caratteristiche dell'ambiente nel quale potevano o dovevano volare i missili intercontinentali della difesa, ma anche cominciare a capire quali erano i veri fenomeni che potevano consentire una migliore previsione del tempo. Quindi c'è sempre stato nella storia dello spazio questo doppio binario molto, molto stretto ma molto efficace nel suo utilizzo. Bene, noi cominciamo la storia dello spazio nel 64 e da allora in poi siamo stati sempre impegnati nello sviluppo e nella ricerca di aspetti molto nuovi, molto innovativi, che continuano ad esserci anche oggi, perché noi siamo parte, per esempio, delle missioni su Marte automatiche, dei satelliti di navigazione Galileo. Siamo stati i costruttori di quasi la metà dei moduli abitati della Stazione Spaziale Internazionale, nati in Italia. Gli stessi americani, alcune società americane avevano il contratto con la NASA per costruire parte di questi moduli, ai quali hanno poi rinunciato assegnando la fabbricazione all'Italia, perché avevamo sviluppato una nicchia specialistica così d'alto livello che era concorrente a livello internazionale. Quindi su vari fronti l'Italia ha maturato delle capacità molto preziose sulle quali oggi fonda anche il futuro, perché noi facciamo parte con altre nazioni europee ma anche extraeuropee per la costruzione della prima stazione spaziale intorno alla Luna, Gateway si chiama, dove ancora una volta l'azienda americana che ha vinto il contratto per la stazione ha assegnato all'Italia la fabbricazione del modulo abitato. Quindi capite il ruolo che abbiamo, ma anche per l'insediamento della colonia lunare. E questo poi si è allargato in un'ottica europea, perché noi siamo parte dell'Agenzia Spaziale Europea, e sia per i satelliti scientifici che per le sonde dell'esplorazione e anche per la partecipazione al volo umano, noi lavoriamo strettamente connessi con le aziende europee e con appunto l'Agenzia Europea. Il tutto oggi in un'ottica di internazionale sempre più ampia, perché come dicevi tu Antonio, oggi la scena è molto diversa rispetto al passato. Oggi si è creata una contrapposizione, una concorrenza sia scientifica che economica che tecnologica, dove appunto la Cina è un protagonista di primo piano e la Cina lavorerà sempre più strettamente con i russi. Però la scena è questa oggi, dove anche i paesi arabi sono protagonisti, perché ad esempio il programma Artemis varato dalla NASA, che oggi ha quasi una ventina di nazioni che partecipano, una di queste nazioni sono i paesi arabi, gli Emirati Arabi. Tra l'altro la loro prima sonda degli Emirati Arabi, lanciata un anno e mezzo fa, è stata costruita in buona parte in Colorado da aziende americane, perché ormai il mondo spaziale è sempre più connesso, sempre più stretto, perché lo spazio è un'impresa sempre più internazionale e non può essere diversamente. Quindi la scena oggi è molto stimolante sotto diversi aspetti, ma anche molto, molto competitiva, molto più che in passato. Quindi essere presenti su questa scena è molto importante per le capacità industriali, tecnologiche, ma economiche. E l'Italia oggi è sicuramente un paese che può giocare
dei ruoli importanti a livello internazionale. Grazie. Arriviamo a parlare appunto degli aspetti, diciamo così, economici. C'è proprio questa formula, questa espressione space economy, no? Economia dello spazio. Vi riporto alcune cifre perché sono importanti. Nella precedente programmazione europea pluriennale erano stati dedicati alla space economy 9,3 miliardi di euro, che sono aumentati a 14,8 miliardi nella programmazione attuale, e anche nel PNRR italiano c'è una fetta, diciamo così, importante, se non erro 4,7 miliardi di euro, che sono destinati al tema appunto della space economy e dello sviluppo in quel senso. Il Veneto ha un'esperienza importante che è nata da pochi mesi in maniera ufficiale, ma che in realtà affonda le proprie radici da tempo, insomma, ormai. In generale in Italia ci sono circa 200 aziende che lavorano nel settore della space economy, l'80% è costituito da PMI, con un giro d'affari di 2 miliardi di euro. In Veneto è nata proprio qualche mese fa, è nato questo consorzio aerospaziale cosmonautico, che è il soggetto giuridico che rappresenta la rete innovativa regionale Aerospace Innovation and Research. Abbiamo con noi il presidente, Federico Zoppas, benvenuto. Benvenuto. Allora, la prima domanda è l'identikit di questa rete regionale, nel senso stiamo parlando di una quarantina di aziende. Come è nato questo progetto, perché è nato e quali sono le aziende che vi partecipano e che cosa fanno? Buonasera a tutti intanto. È un vero piacere essere qua ed è un vero piacere anche sentire tantissime belle cose sulla storia dello spazio. Abbiamo avuto modo di fare due chiacchiere prima e devo dire che è sempre molto affascinante capire da dove arrivano queste cose. Mi permetterei solo di dire che Padova ha anche un legame molto importante con la storia dello spazio, perché Bepi Colombo credo che sia quel personaggio che andò alla NASA a lanciare il satellite, no? Quindi, assolutamente, Padova è stata un punto di riferimento importantissimo proprio per le scelte che ha fatto nello sviluppo. Ecco, e proprio sempre partendo da Padova, così mi spiace che questa sera non può essere con noi il professor Stefano De Bei. Con lui abbiamo iniziato a parlare di progetti proprio per cercare di capire come aggredire meglio per quanto riguarda il tessuto industriale veneto, appunto la space economy, e abbiamo sempre così pensato, ipotizzato di metterci un po' insieme per fare sistema. Ovviamente i distretti nel Veneto ci hanno contraddistinto in vari settori applicativi nel mondo, e cercavamo appunto di capire chi potesse contribuire a rendere un pezzettino un pochino più grande per poi riuscire ad interloquire un po' meglio con queste grosse aziende che vengono chiamate in gergo appunto prime, proprio per beneficiare di non tanto un trend che si è consolidato particolarmente negli ultimi anni, secondo me grazie anche a Elon Musk, perché ha distrutto sostanzialmente un disruptive in senso positivo un settore che era tipicamente considerato molto governativo, molto per pochi e con scopi prevalentemente diciamo di telecomunicazione piuttosto che di utilizzi appunto militari. Quindi con il professor De Bei abbiamo a un certo punto deciso di concretizzare questo nostro sogno, quindi abbiamo costituito il consorzio Cosimo, che appunto gestisce la rete e che ha raccolto l'adesione di circa una trentina, adesso siamo quasi 40 aziende, che sono specializzate, il cui core business non è prevalentemente proveniente dal settore appunto aerospaziale, ma sono molte aziende, tipo per esempio anche la nostra, che hanno molteplici applicazioni. Noi facciamo metalmeccanica, quindi facciamo componentistica in generale, ma abbiamo sempre lavorato nell'ambito del bilanciamento termico dei satelliti. E siccome facciamo dei pezzi molto piccoli, appunto avevamo la necessità di essere un pochino più visibili, e quindi abbiamo raccolto la necessità anche di appunto tutte queste altre aziende
di sostanzialmente avere lo stesso tipo di supporto. Quindi abbiamo cercato di capire come poterci mettere insieme e abbiamo costituito appunto questo consorzio. All'interno del Veneto abbiamo scoperto che appunto non è che siamo solamente riconosciuti per il vino piuttosto che per il mobile, piuttosto che per l'inox, ma abbiamo delle competenze che sono sempre nell'ambito di nicchie tecnologiche molto importanti. Abbiamo scoperto anche che molte aziende in tempi non sospetti hanno partecipato ai programmi spaziali e avevano già delle presenze in appunto la stazione spaziale piuttosto che in altri programmi proprio nell'ambito dei satelliti. Noi stessi come azienda abbiamo partecipato, abbiamo fornito sistemi riscaldanti a circa 500 satelliti e abbiamo partecipato praticamente a quasi un centinaio di costellazioni. Tornando un attimo al consorzio Cosimo, quindi siamo stati col consorzio Univeneto, e quindi l'Università del Veneto, la nostra azienda, la Zopas Industries IRCA SPA, un'altra azienda che si chiama Isoclima che fa i vetri anche per applicazioni appunto satellitari, e siamo stati i primi fondatori. Poi abbiamo raccolto tutte le adesioni delle altre aziende. Le nostre specializzazioni sono nei sistemi di propulsione, nei sistemi ottici, nei sistemi di telecomunicazione, della trasmissione dei dati e anche poi chiaramente nell'ambito del bilanciamento termico del satellite. Io credo che volevo precisare un attimino una cosa. Nell'ambito del PNRR l'economia spaziale ha previsto 1.200.000.000 appunto di programma di investimento, di cui circa 200 milioni sono stati destinati ai lanciatori e tutto il resto sono stati destinati praticamente all'osservazione della Terra, che vuol dire quindi produzione di satelliti e tutto chiaramente quello che ci va attorno. Quindi vuol dire sistemi ottici, come si diceva prima, comunicazione, e poi anche ci sono dei programmi di finanziamento che servono a migliorare le tecnologie che servono per sopravvivere in ambienti ostili, quindi in assenza di gravità e quindi appunto nella Luna. Sembrava una cosa molto così futuristica parlare di moduli lunari oppure parlare di andare su Marte. In realtà, avendo avuto la possibilità, grazie appunto al consorzio, di girare nelle varie fiere e la possibilità di parlare e di confrontarci anche con i vari distretti in Italia, ci si rende conto che è molto di più che un programma, perché i moduli lunari esistono già, si commentava prima che addirittura adesso ci sono aziende che stanno pensando agli arredamenti anche non solamente tecnici ma anche proprio per rendere la vita a bordo molto più piacevole. E secondo me l'idea di utilizzare la Luna come hub di fatto, cioè noi oggi per andare negli Stati Uniti andiamo via Parigi, via Francoforte, via Roma. Noi per andare su Marte faremo uno scalo tecnico sulla Luna e poi rifaremo il rifornimento e andremo su Marte. Ecco, tutto questo è possibile proprio perché ci sono queste opportunità di trasferimento tecnologico di aziende che sono tipiche dei vari territori e dei vari distretti nei quali l'Italia gioca un ruolo molto importante e servono appunto a essere molto più agevoli e molto più snelli nel portare nel mercato queste innovazioni che servono a colmare determinati, diciamo, gap tecnologici che tuttora ancora non sono propriamente riempiti. Facevamo riferimento prima proprio al sistema di comunicazione. Se pensate che tra la Terra e Marte ci sono circa 18 minuti di buco, chiaramente adesso bisogna capire come riuscire a colmare questo tipo di gap. Per quanto riguarda invece sempre il nostro consorzio, siamo nati appunto un anno fa e alla fine dell'anno scorso o all'inizio di quest'anno adesso facciamo parte anche del CTNA, che è il Comitato Tecnico Nazionale Aerospazio.
E quindi questa è un'ennesima dimostrazione che il Veneto è molto ben presente, facciamo parte quindi in maniera ufficiale di tutti i vari programmi che sono in cascata praticamente dall'ESA, che è la European Space Agency, che si appoggia all'Agenzia Spaziale Italiana, e quindi siamo assolutamente parte della filiera produttiva di questi grossi progetti che servono appunto a popolare lo spazio e che poi avranno delle ricadute molto importanti appunto nella vita di tutti i giorni. Le faccio un'altra domanda, sempre collegata all'esperienza del consorzio. In che direzione vi state muovendo? Cioè, quali sono le direzioni di sviluppo strategico che il consorzio sta perseguendo? Ma allora noi abbiamo sostanzialmente il tema appunto dei moduli lunari, quindi chiamiamolo sustainable living in ambienti estremi. Abbiamo il tema delle telecomunicazioni e abbiamo il tema appunto della propulsione e anche dell'osservazione della Terra. In tutto questo noi riusciamo ad avere tutto il know-how all'interno della nostra rete. Ovviamente dobbiamo partecipare a progetti che possono essere o direttamente con i cosiddetti prime, oppure sono in partenariato esteso con gli altri distretti tecnologici in Italia. Benissimo. Faccio una domanda a entrambi. Che cosa manca all'Italia per avere un ruolo? È una questione di formazione, è una questione di finanziamenti? Che cosa serve per avere un ruolo importante? Partiamo da te, Giovanni. Direi che il ruolo lo abbiamo già, naturalmente, perché altrimenti non potremo condividere questi straordinari progetti che vanno dalla NASA, chiedo di avvicinare un po' il microfono, che vanno appunto dalla NASA all'Agenzia Spaziale Europea. Quindi da questa posizione di ruolo concreto, guardando al futuro, quello che a mio avviso bisogna affrontare in maniera precisa è una gestione di queste possibilità, perché credo che dobbiamo renderci conto che questa è una realtà a cui guardare in maniera concreta. Qualcuno immagina e guarda lo spazio ancora con un occhio più legato alla fantascienza che alla realtà. Oggi questo è sbagliato, perché oggi parlare di spazio, di attività spaziale, è come parlare di farmaceutica oppure di qualsiasi altro settore produttivo. E forse ci dimentichiamo che tutti questi decenni sono serviti, per esempio, a creare delle industrie che 30 anni fa non esistevano, o anche 20 anni fa. Uno va all'università e oggi può studiare ingegneria spaziale, quindi vuol dire che domani può lavorare in un'industria per lo spazio, e così via. Ma questo per dimostrare che anche a livello nazionale dobbiamo, da un punto di vista politico, avere la capacità di vedere bene in questa direzione e quindi di avere il coraggio di affrontare delle scelte per sostenere lo sviluppo, perché una caratteristica che sta emergendo in maniera notevole nell'ambito dell'economia spaziale è quella di avere un'evoluzione velocissima. Per cui o noi siamo capaci a gestire questa situazione nuova, a trovare e a investire in maniera appropriata adeguate risorse economiche, altrimenti veniamo messi da parte. Cioè la competitività a livello internazionale nel campo dello spazio è fondamentale, per cui bisogna anche imparare a lavorare un po' diversamente nell'amministrare le capacità di una nazione che sono in grado di produrre innovazioni di alto livello e quindi di competere con altre aziende di diverse nazioni. Ecco, ma tutto questo deve avere a che fare con un sistema politico capace di gestire questa evoluzione sempre più rapida. Questo, a mio avviso, è l'elemento, il punto critico a cui la politica deve guardare in perfetta sintonia con il mondo economico, naturalmente, per cui dalla
Confindustria e tutte le altre associazioni imprenditoriali, è opportuno che ci sia quest'unione, anche perché alla fine il politico decide quando si accorge che ci sono delle domande a livello sociale, di base, dal punto di vista produttivo, piuttosto che dei cittadini normali. Ecco, ma tutto questo oggi deve essere guardato, gestito in maniera molto più stretta, molto più consapevole e aggiungo anche con un pizzico di coraggio, perché significa affrontare indubbiamente qualche rischio, qualche sfida, ma questo è il metro indispensabile per affrontare un'evoluzione. Federico Zoppas. Ma io sono d'accordo al 100%, mi permetto solo di completare, perché l'Italia da sempre ha giocato un ruolo di primaria importanza. Abbiamo veramente tutto quello che ci serve. Probabilmente dobbiamo essere molto più bravi e molto più forti, ancora più forti a fare sistema, perché quello che si diceva prima, ci sono tante aziende che si stanno affacciando o tanti paesi che si stanno affacciando ai programmi spaziali. Noi dobbiamo essere presenti. Il nostro problema è proprio la rappresentanza, il nostro problema è essere in grado di essere al momento giusto, nel posto giusto e a parlare con l'interlocutore giusto. Gli Emirati Arabi, Dubai, investirà 3,5 miliardi di dollari nei prossimi anni per far diventare Dubai la nuova prossima, chiamiamola space, non so cosa, e dove sicuramente continueranno a mandare in orbita satelliti e costellazioni. Solamente la Cina l'anno scorso, nell'anno della pandemia peraltro, in Cina sono nate 17.000 aziende private che si occupano di aerospazio. Ci sono 35 produttori di satelliti. Quindi se noi non siamo lì, non riusciremo mai a beneficiare e a promuovere le nostre tecnologie. E ovviamente se non ci dovessimo essere, questi spazi verranno occupati da qualcun altro. Tornando ai lanciatori, come si diceva prima ce n'erano 2 o 3, la NASA si sviluppava le tecnologie in casa, anzi le dava da sviluppare sempre i soliti. C'erano i russi, andavano in Russia a far lanciare i satelliti perché costava meno, la stessa cosa la facevano con l'India. Oggi tra Avio, Ariane, SpaceX, Blue Origin, piuttosto che la Virgin, c'è una proliferazione anche di vettori che è veramente incredibile, quindi si sta assistendo anche a una democraticizzazione della tecnologia. Noi ci dobbiamo essere, quindi dobbiamo essere in grado di far sistema o ecosistema in maniera importante, proprio per non rimanere indietro. 2 domande, poi apriamo lo spazio a voi che siete qui con noi questa sera. Allora, quando si parla di esplorazione spaziale si pensa sempre ad andare fuori dalla Terra per andare in mondi lontani, appunto abbiamo detto la Luna come base per poi arrivare a Marte, ma uno dei capitoli centrali, diciamo così, è andare nello spazio per osservare meglio la Terra. Allora volevo chiedere a Giovanni Caprara un contributo per capire perché si va nello spazio e per guardarci meglio. A che cosa serve? Abbiamo visto il tema dei satelliti, l'abbiamo citato varie volte, il GPS per orientarci con Google Maps, ma in realtà ci sono tutta una serie di applicazioni anche in ambito appunto per l'agricoltura, per la geologia. Allora volevo chiedere un contributo su questo tema. Invece a Federico Zoppas chiedo questo. Abbiamo parlato prima dell'inizio di questo incontro che la direzione appunto per la space economy è quella della commodification, cioè della commodificazione. Allora volevo un suo commento, una sua analisi su questo, però partiamo prima con Giovanni. Intanto nello spazio ci si è andati perché si è capito che certi problemi della Terra non si potevano affrontare che allontanandosi dal pianeta. E la storia, tanto che dobbiamo fare anche un riferimento al mio libro, nasce proprio dalla consapevolezza che bisognava lanciare un satellite per cogliere i primi segni di una certa alterazione del nostro pianeta, che già alla fine degli anni 50 cominciava
in qualche modo ad emergere. E ovviamente allora si era capito che con le tecnologie sviluppate durante la Seconda Guerra Mondiale, missili, radar e così via, la sfida era possibile. Ma era possibile orientando l'utilizzo di questa tecnologia per capire un po' cosa stava succedendo. E oggi uno dei temi più dibattuti, di cui si parla frequentemente, è il cambiamento climatico. Oggi è impensabile studiare questo gravissimo problema al quale bisogna trovare una risposta se vogliamo sopravvivere su questo pianeta. È possibile soltanto utilizzando dei satelliti che vanno a indagare con continuità e in maniera molto precisa tutto ciò che succede in questa macchina atmosferica che ancora in dettaglio non è ben conosciuta perché è un sistema complesso, dicono gli scienziati. Per cui quello che magari succede nell'Antartide ce lo ritroviamo nel nord Europa. E questo per dire di un aspetto che oggi è fondamentale, perché come e che cosa fare per limitare i danni che magari noi contribuiamo a creare l'atmosfera o comunque gestire questi cambiamenti in maniera appropriata? Bisogna avere dei satelliti che per esempio indagano i movimenti dei venti, l'estensione dei ghiacci in funzione di certi climi o di certi fenomeni, oppure per esempio come l'oceano si riscalda di più in certe zone piuttosto che in altre come conseguenza di fenomeni come il Niño di cui avrete magari sentito parlare. Ecco, tutti questi aspetti in realtà sono le tante facce che il pianeta manifesta e che si possono indagare in maniera appropriata solo andando nello spazio. E questo solo per quanto riguarda il problema climatico. Ma noi andiamo anche nello spazio per gestire meglio molte attività terrestri. Oggi le coltivazioni agricole, per fare un esempio, hanno ovviamente diversi problemi, dall'esame dei suoli al controllo della coltivazione. Per esempio, se noi riusciamo ad irrigare in maniera appropriata le coltivazioni di un certo tipo, senza spendere, per esempio, quantità di acqua, che già è un problema di per sé, non solo aiutiamo meglio la coltivazione, ma evitiamo anche il manifestarsi di certe malattie delle coltivazioni. Quindi vedete che è tutto correlato assieme e oggi è possibile. E tra l'altro in questo ambito voglio citare un satellite italiano, Prisma, lanciato 2 anni fa, che è il satellite che è da record perché non c'è un satellite uguale a livello internazionale capace di distinguere in una serie di variegate frequenze quello che succede sulla Terra. Non ha competitori e lo abbiamo realizzato noi, lo abbiamo portato nello spazio con un nostro vettore come quello Vega. Quindi andare nello spazio non è un divertimento, oggi è uno strumento efficace per rispondere meglio al vivere sulla Terra. Grazie. Commodification? È una domanda abbastanza ampia e anche un po' complessa, nel senso che, se posso permettermi, mi riaggancio sempre a Elon Musk, che oltre ad aver sconvolto un settore tipo quello dell'automotive, è riuscito a sconvolgere anche quello dell'aerospazio. Io banalizzo, ma fino a poco tempo fa per mandare in orbita un razzo e un satellite facevano il modello di un razzo dove facevano tutti gli esperimenti, dove taravano i pesi, dove taravano le potenze, eccetera, eccetera, poi lo distruggevano e poi praticamente andavano in orbita con la bella copia, no? Poi ritornando indietro il razzo si danneggiava e lo buttavano via, per cui si buttavano via miliardi e miliardi di euro, di dollari, di
di investimenti. Elon Musk a un certo punto ha detto: bene, adesso ci penso io faccio un razzo che è riutilizzabile, quindi andremo a riutilizzare lo stesso razzo per n missioni. E questo ha sostanzialmente distrutto un settore, distrutto nel senso inglesizzato del termine, anglosassone del termine, nel senso proprio è venuto fuori con questa idea che è disruptive, e quindi ha rivoluzionato e ha aperto lo spazio e l'economia dello spazio a tantissimi altri player. Da qui poi c'è appunto la proliferazione di tantissime opportunità. Questo ovviamente ha aperto la gara a tutta una serie di opportunità per aziende come le nostre, che dal produrre 100 pezzi che andavano sullo spazio si sono ritrovate a dover produrre 1000, 2000, 5000 pezzi. Quindi il cosiddetto fenomeno della commoditizzazione, nel senso che la commodity è quando un'azienda o un prodotto può essere fatto da tante aziende con bassissime barriere d'ingresso. Si veda per esempio un settore tipo quello dell'elettrodomestico domestico, chiaramente ha aperto una competizione, e ovviamente questo dà anche una leva anche sul prezzo che è completamente diversa. Questo chiaramente sta avvenendo e avverrà sempre di più. Sicuramente ci saranno delle altre opportunità, proprio perché appunto il fatto di aprirsi a talmente tanti microsettori e a colmare talmente tanti gap consentirà di creare nuove figure professionali. Ci sarà sempre bisogno appunto di cogliere tutto quello che appunto questo tipo di opportunità sta consentendo di generare come appunto opportunità per i nostri giovani e per il futuro. Quindi ben venga la commoditizzazione, ovviamente bisogna anche stare attenti, perché non si può estremizzare troppo, perché ovviamente quando si tira un po' troppo sul prezzo e sulla tecnologia, poi si mette a rischio anche la sicurezza di chi ci lavora e di chi poi... Certo. Esatto. Grazie mille. Abbiamo gli ultimi 8 minuti prima della conclusione dell'evento, quindi lascerei a voi le domande. Se c'è appunto il nostro collega in sala pronto con il microfono, se qualcuno vuole fare una domanda, altrimenti io ne ho un sacco, però preferisco dare a voi, immagino che... Prego. Volevo chiedere, sempre tornando al discorso Cina, se sappiamo qualcosa di più dei loro programmi. So che anche loro hanno una stazione spaziale, se anche loro, tra virgolette, sono in competizione per andare sulla Luna e su Marte, eccetera, se ci può dire qualcosa di più. Certo, i cinesi sono partiti tardi, ma hanno ingranato una marcia molto efficace per arrivare a dei risultati. Pensate che il primo satellitino l'hanno lanciato nel 1970, quando l'America era già stata sulla Luna, ed era un satellitino che diffondeva una musica, l'Oriente Rosso, per dire che c'erano anche loro, ma era solo musica, non facevano né scienze né applicazioni. Da allora ad oggi c'è stato un vero balzo gigantesco, come loro amano dire, e oggi in maniera efficace stanno costruendo quest'anno una stazione spaziale che è l'antagonista della Stazione Spaziale Internazionale Occidentale. Dopo che hanno realizzato 2 piccole stazioni, erano dei laboratori, per collaudare le tecnologie. Fanno già missioni di mesi in orbita e sono andati avanti con un programma di lungo respiro, perché hanno guardato la Luna anni a questa parte e pian piano hanno realizzato ciò che serviva. E oggi, ovviamente, già mirano e hanno già realizzato cose che, per esempio, gli occidentali non hanno fatto, come quello di sbarcare sulla faccia nascosta della Luna. È un'impresa non di poco conto, perché per arrivarci a gestire l'operazione bisognava mandare un satellite intorno alla Luna
che faceva da ripetitore per le telecomunicazioni con il centro di controllo della Terra. E così via. Quindi i cinesi oggi sono andati avanti con 0 fallimenti dal punto di vista delle grandi missioni. Poi anche loro ogni tanto hanno qualche satellite o razzo che non va, ma questo rientra nella norma. Però nei programmi strategici, appunto la Luna e anche Marte, stanno andando avanti in maniera molto decisa e con grandissime risorse, perché la differenza sta in questo. Loro hanno un panorama di vettori spaziali che è quasi superiore a quello americano per andare nello spazio. Hanno ovviamente delle strutture gestionali e dei costi che sono ben diversi da quelli occidentali, per cui la concorrenza è una concorrenza reale. Poi loro non riescono a invadere il mercato occidentale perché per ragioni politiche hanno un embargo, gli Stati Uniti sono riusciti ad imporre che loro non possono andare oltre un certo numero di lanci. Però al di là di questo riescono in maniera autonoma a costruire una politica e dei piani spaziali estremamente efficaci. E loro, come in Occidente, stanno realizzando, per dire, un grande vettore spaziale che è mirato solo all'attività sulla Luna, che naturalmente, se va bene lì, poi serve a portare grandi carichi anche verso Marte. Quindi, non a caso, fra l'altro, per tornare all'attualità, infelice attualità di questi mesi, Mosca, la Russia, che nello spazio negli ultimi decenni non ha saputo rilanciarsi verso i successi della storia, cosa ha fatto? Nel marzo scorso ha raggiunto un accordo con Pechino per andare assieme sulla Luna, costruire una stazione intorno alla Luna e poi la colonia lunare, proprio perché oggi la Cina è il punto di riferimento in Oriente delle attività spaziali, dove poi abbiamo anche il Giappone, che se ne parla poco, ma sono agguerriti e ben forniti anche loro. L'Oriente oggi è l'altra faccia dell'esplorazione dello spazio in maniera molto seria. Abbiamo ancora il tempo per un paio di vostri interventi. C'è in fondo alla sala, prego. Buonasera. Avete parlato di Jeff Bezos, Elon Musk e anche di Richard Branson, se non sbaglio, che si sono buttati nella economia spaziale anche in ottica di turismo spaziale. Ecco, volevo chiedervi un vostro punto di vista su questa faccenda e soprattutto se lo ritenete qualcosa di sostenibile, perché finché quest'anno siamo arrivati a 130 lanci, giusto? Però l'inquinamento è qualcosa di tangibile e finché appunto sono pochi lanci. Nell'ottica di tanti lanci quali sarebbero previsti per il turismo spaziale, ecco, la vedete una cosa sostenibile e anche per il punto di vista dell'inquinamento del traffico di frammenti in orbita, soprattutto anche per la Starlink, che insomma sta creando parecchio traffico in orbita. Grazie. Diamo la parola a Federico Zoppas. Allora, io ho questo dato in mente, di cui si parla prima del PNRR, no? Dei 200 miliardi, 200 milioni, pardon, a disposizione per le tecnologie, per i vettori, verranno utilizzati proprio in ricerca e sviluppo per utilizzare dei combustibili green, quindi per lavorare appunto sulla sostenibilità dei lanci. È chiaro che non si potrà andare a fare questo tipo di attività ad emissioni zero. È chiaro che io vedo, abbiamo fatto 4 nomi prima, sono nomi molto altisonanti, di gente molto facoltosa, però secondo me stanno aprendo la strada
a, come si diceva prima, nuovi modelli di business e nuove opportunità. La commoditizzazione o la democraticizzazione andrà anche in quella direzione, quindi vuol dire che il ticket per andare sulla Luna non sarà più solo per pochi, ma daranno la possibilità a molti di provare nuove emozioni. E anche noi andiamo nelle isole, andiamo alle Figi, andiamo in Australia, andiamo per cui, cioè non è che per cui insomma sicuramente sono delle nicchie che vanno perseguite e andranno sicuramente sviluppate. Come dicevo prima, ci sono aziende che si stanno già preparando all'arredamento dei moduli lunari. Le stazioni, anzi poi bisogna vedere a che livello orbitale avverranno poi queste missioni. E il tema invece dell'inquinamento è già un modello di business per molte start-up, perché ci sono le aziende che stanno intercettando i detriti e ci sono aziende che si stanno attrezzando per andare a raccogliere i detriti e che peraltro hanno anche raccolto un sacco di capitali per poterlo fare. Mi riferisco all'ultima di Orbit, no? Esatto. Giovanni, il tuo Vorrei commento. aggiungere una parola, se è stato citato il turismo spaziale. Sì. Ora, questo turismo estremo è coltivato molto anche sulla Terra e non poteva non esserci quello dello spazio. E quindi si è guardata a questa possibilità sviluppando un paio di navicelle, il miliardario Richard Branson inglese e Bezos stesso, che ha fatto una capsula con il quale arrivare a 100 km di altezza, provare l'ebbrezza di qualche minuto di assenza di peso e poi tornare sulla Terra felici e contenti per aver speso. Branson chiede oggi $450.000 per questa esperienza, quindi per pochi minuti. Un pochino più economico è Bezos, però tutto questo è però soltanto un elemento di uno sforzo spaziale dietro il quale ci sono ben altri interessi, perché Branson, sviluppando il suo veicolo per fare turismo spaziale, ha pensato di aprirlo nell'utilizzo a tante altre attività che sono necessarie, per esempio per collaudare dei sistemi che devono andare nello spazio. Ora, mandare un apparato nello spazio oggi costa così tanto che bisogna essere sicuri che funzioni. E quindi se c'è la possibilità di collaudarlo in certe condizioni che consentono di metterlo a punto con sicurezza, questo è un vantaggio. Quindi Branson con il suo aeroplano a razzo punta a questo mercato che si sta sempre di più ampliando. Ma è anche uno sforzo che produce ulteriori interessi, perché lo stesso Branson, mentre realizzava questo aeroplano a razzo, ha costruito anche un razzo, perché le tecnologie poi sono molto unite fra loro in questa frontiera, che appeso all'ala di un Boeing lo porta ad alta quota e da lì poi lo libera lanciandolo verso l'orbita, portando più facilmente i satelliti nello spazio. Quindi quando si fa e si parla di turismo spaziale, c'è certamente questo aspetto affascinante dell'ebbrezza di un'esperienza, ma dietro il turismo spaziale c'è un impegno per sviluppare altre tecnologie che hanno a che fare con l'economia dello spazio molto più consistente in variegati settori. Quindi sono possibilità molto interessanti, però complesse da guardare con l'occhio giusto per capire. Ci sono ancora domande? Altrimenti chiuderei io con un ultimo quesito per Giovanni. C'è una qualche forma di regolamentazione, nel senso che dai racconti che entrambi avete fatto questa sera si parla appunto della Cina che apre la sua stazione spaziale internazionale, che è antagonista della nostra, i privati che iniziano a
mandare nello spazio satelliti, costellazioni di satelliti. C'è già una forma di regolamento proprio, anche a livello internazionale, e se no, quanto tempo ci vorrà per arrivarci? Questo è il punto debole dello spazio di oggi, perché cresce in maniera notevole in varie direzioni, ma quello che oggi manca è una vera legge dello spazio, per usare un termine semplice che per tutti è comprensibile, perché oggi lo spazio è regolato da un trattato che è stato sottoscritto da quasi tutti i paesi, ma che risale al 1967. Poi è stato ampliato negli anni 70 parlando solo della Luna. Ma questi due trattati, tra l'altro il secondo che riguarda la Luna, non è stato sottoscritto, perché è stato varato dalle Nazioni Unite, non è stato sottoscritto dai grandi protagonisti dello spazio. Quindi non c'è la firma degli Stati Uniti, della Russia, della Cina, il che significa, peraltro non c'è neanche la firma dell'Italia, devo sottolineare. E quindi significa che questi oggi possono fare quello che vogliono, in definitiva. Quindi, contando che siamo in una situazione dove lo spazio sarà sempre più affollato, sarà sempre più ricco di interessi da gestire, e la Luna è il primo obiettivo a cui si guarda, perché sulla Luna ci si va non tanto per un'avventura, ma per cercare di estrarre risorse che possono essere utili per la Terra. A cominciare dall'elio 3, sul quale si sono fatti conti precisi sulla sua presenza, che serve per far funzionare le prossime centrali a fusione nucleare che si stanno costruendo, che non pongono il problema delle scorie radioattive, consentono di generare energia quindi in maniera tranquilla per il prossimo futuro. Però l'elio 3 sulla Terra scarseggia, mentre sulla Luna è abbondante, quindi si pensa di andare lì ad estrarlo e portarlo sulla Terra. Ma dove si va sulla Luna? Si andrà soprattutto nel polo sud, perché è una zona favorevole per l'insediamento, perché lì per esempio nei crateri dove non arriva mai la radiazione del Sole c'è ghiaccio d'acqua portato dalle comete, quindi è una risorsa preziosa per mantenere la colonia e trasformare il ghiaccio in idrogeno e ossigeno che serve per la colonia e per i razzi. Quindi si sta creando una zona nel Polo Sud dove tutti stanno cercando di andare e bisognerà regolamentare la distribuzione di questi spazi. Qualcuno già parla di una situazione da Far West spaziale, perché appunto ci sono tanti interessi che stanno entrando in gioco che bisogna in qualche maniera regolamentare. Quindi oggi le Nazioni Unite sono impegnate, soprattutto da qualche anno a questa parte, a cercare di redigere dei regolamenti che possano in qualche maniera gestire questa pacifica invasione interessantissima economicamente dello spazio, ma che ha bisogno di leggi per evitare conflitti che saranno inevitabili se non si gestiscono. Grazie mille. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata, ringraziamo con un applauso i nostri ospiti, Giovanni Caprara e Federico Zoppas. Siamo andati un po' oltre i tempi stabiliti, però veramente è un'attualità affascinante, oltre che una storia affascinante. Io vi ricordo appunto il titolo del libro di questa sera, Breve storia dello spazio, avventure e scoperte di uomini e robot, saranno editori di Giovanni Caprara, lo trovate qui in fondo o anche al piano superiore. Vi ricordiamo appunto che il ciclo di incontri della libreria Italipost continua, domani mattina sarà volta appunto dei sabati della storia, mentre venerdì prossimo proseguiremo il nostro percorso con i venerdì della scienza. Un ultimo ringraziamento anche per Biosline, che è il nostro partner proprio per la realizzazione di questi appuntamenti. Io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e grazie ancora ai nostri ospiti. Arrivederci.